È una bellissima giornata, qualcuno ci ha benedetto con il tempo per la festa di primavera di Villa Belvedere. È una giornata bellissima, abbiamo coinvolto tutte le persone che ci sono vicine, l'amministrazione comunale, il sindaco, la regione Veneto, in quella che è davvero una giornata importante, perché al di là della festa con gli ospiti, i familiari e tutti quanti, abbiamo la possibilità di godere dell'apertura del cantiere grazie all'impresa Bourdignon, che ha messo a disposizione il cantiere della nuova ala sud per poter essere visionato da tutti, perché sono stati eccezionali, hanno garantito un percorso per le carrozzine e hanno messo 3 guide fantastiche che spiegheranno sia la parte esterna che la parte poi interna di come si svilupperà e come sarà realizzata la nuova ala della casa di riposo. Ricordiamo l'investimento e poi oggi avete presentato anche un particolare letto. Sì, allora l'investimento è un tasto dolente, perché noi da quando siamo partiti col progetto a oggi che c'è il cantiere abbiamo passato la pandemia, 2 guerre, la speculazione sulle bollette e una crescita dei prezzi spaventosa. L'investimento alla fine si aggira a più di 5 milioni di euro e è davvero l'opera pubblica realizzata ex novo più grande della storia del comune di Crocetta del Montello. Per quello che riguarda il letto, abbiamo presentato non solo il letto, ma abbiamo presentato tutti quelli che saranno i nuovi servizi e le nuove tecnologie che potranno essere realizzate grazie a questa struttura e a questo investimento, e quindi davvero abbiamo citato il nucleo Alzheimer, che sarà di nuova realizzazione, ma davvero le novità saranno tante e importanti.